Direttore, un commento sull'ospedale di Montebelluna inserito fra i primi 15 a livello nazionale. Intanto un ringraziamento va a tutti gli operatori, quindi medici, infermieri, OSS, al direttore dell'ospedale, ai direttori dell'unità operativa complessa per il lavoro svolto. Per noi è ovviamente un passo in avanti nella logica del lavoro di rete, dove vede l'ospedale di Treviso come centro di riferimento hub e l'ospedale di Montebelluna che diventa un riferimento sostanzialmente per una serie di patologie trattate. Quindi piena soddisfazione, con l'augurio poi che per il prossimo anno, per il 2025, altre strutture della ULSS numero 2 possano ovviamente fare parte di questa classifica. Quali secondo lei i fattori che hanno permesso di raggiungere questo risultato a uno degli ospedali spoke dell'azienda? Questo è il primo senso logico, è che noi e quindi la regione non va a privilegiare solo gli ospedali hub, ma mette tecnologie, mette investimenti e mette soprattutto risorse umane e professionali anche negli spoke. Quindi credo che sia un segnale importante della crescita di una classe dirigente e professionale nuova che sta ovviamente lavorando molto bene nel territorio. Forse anche i risultati, direttore, che smentiscono la percezione che a volte i cittadini delle aree periferiche, che non sono periferiche, hanno di una minore qualità dei loro ospedali? Assolutamente sì, è un segnale che si sta lavorando, e questo anche si sta lavorando credo bene, anche negli ospedali periferici con, come dicevo prima, personale di qualità qualificato. Quindi è un segnale importante che serve a tutti per migliorarci e per arrivare a entrare nella logica dei migliori 15 ospedali italiani.